la magia, stasera ad Austis, credetemi, appartengono a Pietro. Ecco, a te Pietro Porco di Lula, le Zedilose. Ti devi ritagliare lo spazio vitale per poter leggere questi, va bene? Adesso lasciamo il Nuorese ed andiamo in una bellissima località che, tra le altre cose, un bel po' di secoli fa ci ha dato l'onorificenza di avere un Papa. Andiamo a Simagis, dove troviamo questo grandissimo maestro, esponente d'eccellenza della musica isolana con la sua fisarmonica. Mi fate un applauso ad Ireneo Massidda. Ireneo, appassionato naturalmente da ragazzo, va a Cagliari dove studia presso la scuola statale di musica, poi piano piano con lo tempo è lui a costituire e ad aprire le scuole anche nella vostra zona. Qualche anno fa scrive un bellissimo libro, Passus de Ballu, che è anche uno dei tesori più preziosi di spartiti musicali mai scritti nella nostra isola. Stasera si presenta da noi con una fisarmonica. Credetemi che io, e ho 57 anni, ricordo ancora nei primissimi film, forse degli anni 60, ancora in bianco e nero, perché lui ci ha portato questo altro tesoro, è molto pesante, una Dallapè dei primissimi anni 50. Pensate che questa rarissima fisarmonica è la numero 63 ed era stata costruita a Stradella, quindi abbiamo questo onore stasera, no, di avere anche una bellissima quanto rarissima fisarmonica qua in piazza Corroga ad Austis. Ireneo Massidda, naturalmente, essendo del Campidano di Ristano, ci presenta quello che è il loro ballo tipico, che è un cavallo di battaglia di tutti i suonatori di fisarmonica del basso campidano e anche dell'alto campidano, Unu Campidaneso. Ireneo Massidda.
Grazie. Oh, mi raccomando, non perdere questa dalla Pe che è la fine del mondo. Grazie Ireneo Massidda.